Amici bellini, impazza la polemica, insomma il confronto, il divertimento, la gioia di confrontare, anche se non è facile perché insomma età diverse, sono arrivati in momenti diversi, giocano in squadre diverse, però divertiamoci perché questi due giocatori, questo è un po' più alto, in realtà è un po' più alto, però cominciamo. Gli appicci bellini. Allora, non appicciamoci, leviamoli un attimo perché benvenutiamo Antonio Germano tra gli ultimi iscritti. Iscrivetevi al canale Azzurro Fluido e mi perdonerete se faccio questa cosa. Lasciate dei like se vi piace questo tipo anche di video che dovrebbe essere senza tempo, o meglio, questi video possono invecchiare in fretta, o quando ci ritorno, io vengo dal futuro e vi dirò, cari amici napoletani, che siete stati fortunati. Se non ci credete, tornate su questo video quando poi Kvaratskhelia sarà più forte di Leao o no, perché poi dipende. Parliamo di valutazioni FIFA per sfizio, perché non saprei come altro prendere le situazioni. Per esempio, abbiamo un pochino di cose da far vedere. Leao da questa parte, lo vedete, con le valutazioni di quest'anno, questo è importante dire, valutazioni di quest'anno, e Kvicha da quest'altra parte con le valutazioni di quest'anno, e si può essere d'accordo o meno, questa potrebbe essere la thumbnail. Insomma, ci sono 10 punti di differenza, il ruolo è lo stesso, però vediamo un Leao più veloce, un Leao che ha un tiro più forte, lì non lo so, il passaggio siamo lì con Leao leggermente in vantaggio, Leao è in vantaggio sul dribbling, non lo so, la difesa però, ecco, Kvara è più forte in difesa e ce lo sta anche facendo vedere, un po' di corse all'indietro, mentre per quanto riguarda la fisicità abbiamo ancora Leao in vantaggio anche di parecchio, e su questo onestamente è quello su cui più avrei dei dubbi, perché Kvara ci sta facendo vedere che quando va in contrasto è tosto fisicamente. Ma il confronto non si dovrebbe fare così, ma si dovrebbe fare con il Leao che arrivò al Milan 2 anni fa, quindi nella stagione 19-20. Questo era il Leao che veniva considerato attaccante, perché nell'Lille giocava insomma un po' all'Osimhen, giocava attaccante, e quindi vedete poi le differenze. Leao è cresciuto, ricordiamo che Leao è un giocatore che nell'attuale classifica del pallone d'oro che stravince Benzema, Leao arriva 14esimo, Kvara non è nemmeno considerato, Kvara è una stella che si deve ancora formare, però ci sta facendo vedere delle cose subito Kvara che non so se Leao ci ha fatto vedere. I tifosi delle altre squadre dovrebbero commentare più che noi, perché non lo sappiamo, i tifosi del Milan ci dovrebbero dire: il primo anno di Leao è stato così impattante come ci sembra Kvara in questo momento? Io guardo sempre qua perché non vorrei uscire dal seminato. Insomma, vedete, un Leao che non è cresciuto tanto nella fase difensiva, però è cresciuto nella velocità, nel tiro, eccetera eccetera. Quindi questo sarebbe il confronto un po' più omogeneo, 75-74, e ci siamo più o meno. Però andiamo a vedere anche nello specifico. Vi siete dimenticati di iscrivervi al canale Telegram, lo trovate sotto in descrizione. Forza, velocissimi. Allora, altre cose che dobbiamo far vedere del Leao di oggi. Per esempio, abbiamo questo è il Leao di oggi. Ovviamente, ragazzi, noi parliamo di FIFA 23. Ed è bene sottolineare che il Napoli di FIFA 23 è questo qua, Napoli FC, non è la SSC Napoli, perché il Napoli non ha in questo caso i diritti, cioè la FIFA non ha i diritti, perché il Napoli ha il contratto con la Konami, e quindi vedete tra i giocatori più forti ci sono Osimhen e Zielinski, non ci sono giocatori, cioè il Napoli non entra nei giocatori più forti della Serie A, cioè Magnano 87, Lautaro, Dybala, Immobile, Lukaku, Milinkovic, Savic, Barella, Brozovic, Skriniar, Szczesny,
Teo Hernandez, Pogba, Kostic, Berardi, c'è anche Tonali, ma nessuno del Napoli c'è questa, quindi noi dobbiamo pure pensare, non lo so se ci sono delle cose politiche, l'importanza di avere poi dei contratti con la FIFA che ti fa avere delle valutazioni più importanti, non lo so, quindi per questo quando si fanno poi i confronti, vedi i nuovi calciatori accompagni tipo il Napoli sarà rappresentato ma senza la licenza ufficiale perché abbiamo la partner, e quindi anche questo è da considerare. Però intanto se vai a vedere il giocatore del mese, il giocatore del mese di settembre è Kim. Vi rendete conto? Dietro di lui c'è Becao, c'è Demiral, c'è Hernandez, c'è Milinkovic-Savic. Ma chi sarà mai stato il giocatore del mese di agosto? Kvicha Kvaratskhelia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, insomma, è chiaro che questi giocatori vanno tenuti in considerazione ed è chiaro anche che la FIFA poi li cambia, ci sono degli aggiornamenti mano a mano in tempo reale e se il giocatore dimostra subito di essere più forte di quanto è stato stabilito, il valore aumenta o diminuisce, perché poi potrebbe anche diminuire. Insomma, se andiamo a vedere le statistiche, queste qui nello specifico poi di Leao, andiamo a confrontarle con quelle là di Kvicha e vediamo più o meno, vedi il total stats non ce l'ha nemmeno Leao, però più o meno ci siamo. Sotto questo punto di vista, ecco, come velocità, l'accelerazione, lo sprint, il 91 di Leao contro l'81 di Kvicha. Nel tiro più Leao che Kvicha, ma qua c'ho molti dubbi. Sul passaggio più o meno siamo là e secondo me ci siamo. Sul dribbling più Leao ci sta facendo vedere dei bei dribbling anche Kvicha, e sulla difesa vedete che Kvicha è più performante in questo caso. Sul fisico tantissimi dubbi, quindi in questo caso noi vediamo che Leao è più forte in questo momento, c'ha anche 2 anni in più e lo dobbiamo tenere presente. Ma che cosa succede quando andiamo? Vedete ancora altre statistiche, questo è Leao, 188 cm, anche questo è importante per la fisicità, e vedete Kvicha da questa parte che non ha squadra perché il Napoli non esiste. Ragazzi, queste sono cose importanti, ma vedete, il Milan esiste, il Napoli no, per esempio per la questione di diritti. Il piede il destro così, ma il piede debole, guardate che Kvicha sul piede debole è più forte che sul piede suo. Questo ce l'ha fatto vedere perché Kvicha non disdegna di tirare anche con il sinistro, ed è interessante che hanno questi 2 anni di differenza e Leao arriva proprio 2 anni fa, quindi Leao arriva più o meno nell'età in cui è arrivato Kvicha nel Napoli. Quindi questo è il paragone che dobbiamo fare. Leao è più alto, Leao ha un cognome più facile da dire, non è vero, non è vero, perché sappiamo che è facile anche il nostro. Kvaratskhelia. Dovrebbe essere facile per tutti, ma in ultimo mi piace sottolineare le statistiche, quelle che sono poi da Wikipedia. Queste sono le statistiche di Leao, confrontando anche quelle in ambito internazionale. In queste statistiche ridotte ovviamente non ci sono gli assist, ma è importante, sarebbe importante anche gli assist, perché Kvicha che fa 7 gol, voglio dire, come assist ci sta garantendo tanti altri gol, quindi si parte da 1-0 con Kvicha, è una cosa che lo dicevamo con Cavani, si parte da 1-0 con Cavani, attenzione, perché se non fa gol li fa fare. E quindi vediamo il totale di Leao finora. Abbiamo un 181 partite generali con il Milan, con il Portogallo, con il Lille, con lo Sporting, e i gol totali di 48, per una media, lo potete fare anche da soli, ma ve lo dico io, di 3.7, cioè ogni 3.7 partite. Ovviamente non c'è da dire, alcune volte entrano dopo, entrano per pochi minuti, vale come presenza, ma noi per questo lo chiamiamo giochino. 3.7 ogni 3.7 partite, Leao fa un gol. E quindi gli assist li ricordiamo. Vediamo Kvicha in questo momento, considerando anche la nazionale, perché la dobbiamo considerare in questa statistica particolare. Abbiamo un totale di 150 partite tra Napoli, Dinamo Batubi, Rum Kazan e la Georgia, dove però fa anche 10 gol, e quindi il totale è 150 partite, 39 gol. La media è di 3.8, quindi siamo lì, siamo veramente lì. 3.7 Leao, 3.8 Kvicha.
è molto interessante vedere come queste statistiche poi si applicheranno, perché Leao già sta verso la maturazione finale e si sta parlando anche del contratto, non è sicuro di firmare, perché questo poi significa far invecchiare i video, perché il Milan sta cercando di blindare il ragazzo, che è molto richiesto anche dalla Premier. E in questi giorni si parla del valore di Khvicha Kvaratskhelia perché è devastante, perché se ne stanno accorgendo tutti e c'ha 2 anni in meno, e in questo momento la domanda è: se tu fossi un top club, chi ti compreresti, Leao o Khvicha Kvaratskhelia? Considerando i 2 anni in meno, considerando l'impatto che ha avuto subito nel campionato italiano, e uno ci dovrebbe riflettere e dovrebbe pensare quanto tempo ci rimarrà nel Napoli. Non ci dobbiamo fasciare la testa prima di essercela rotta, ovviamente, ma un giocatore del genere secondo me va incatenato a Castelvolturno, al Konami Center, poi scatenarlo quando si va a giocare al San Paolo Maradona, o in trasferta o in Europa, perché veramente ci sta facendo vedere delle cose straordinarie questo ragazzotto qua, che non lo so in quadri. Noi abbiamo visto me lo posso mettere qua. Noi abbiamo visto anche, insomma, gli highlights quando eravamo curiosi, non lo conoscevamo, e abbiamo visto delle cose veramente importanti, e tutti quanti ma è il campionato italiano, e ci sta facendo vedere che nel campionato italiano basta e avanza quello che sa fare. Ci sta facendo vedere un po' più di fase difensiva. Spalletti ne parla in maniera alternata, a volte fa i complimenti, a volte butta acqua sul fuoco. Non si vuole che sia considerato troppo l'unico fautore di questo esploit del Napoli, perché altrimenti poi se ti manca come fai? È facile ricordare che in questa stagione Milan e Napoli si sono già affrontati, non c'era Leao e non c'era Osimhen, ma probabilmente tutti facevano la cosa che chi ci perde di più con Leao, forse era Kvara che non ci doveva stare. Quindi è bello, è un giochino questo paragone che si fa. Io sono contento di Khvicha e non gli darei. Stanno funzionando pure i termosifoni. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere il vostro preferito. Se siete tifosi del Napoli, credo di avere già un sospetto, ma i tifosi delle altre squadre che cosa ne pensano? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.